A Jesolo le onde hanno superato in più punti gli accessi al mare, arrivando a lambire anche il centro città, compresa via Bafile. Alcune dune di sabbia non hanno retto alla potenza della mareggiata, disgregandosi hanno permesso all'acqua di invadere vie e piazze. La prima zona ad essere invasa dall'acqua è stata via Carducci, alle spalle di piazza Aurora. Poi è toccato a piazza Mazzini, piazza Milano e a vari accessi al mare di viale Oriente. Zona Pineta la più colpita. Una cinquantina di hotel fronte mare si sono ritrovati con gli scantinati allagati. Stessa sorte hanno subito anche le numerose abitazioni lungo il litorale. Danneggiati quasi la totalità dei chioschi, come in questo punto fra la Torre Merville e la Foce del Piave. La situazione è grave, è una situazione critica, qua ci sono gli operatori, ci sono i consorzi, ci sono quelli che buttano il cuore oltre l'ostacolo proprio per mantenere viva, soprattutto efficiente, quell'economia, quella ricchezza che è il nostro turismo, e quindi di fronte a questa situazione siamo qua alla conta dei danni e per lanciare un messaggio forte: non si può più rincorrere l'emergenza, bisogna lavorare su progetti strutturali. La mareggiata ha colpito tutta la costa orientale, a Bibbione sono spariti migliaia di metri cubi di spiaggia, case e negozi allagati. La città è stata invasa sia dalla zona est, a Piazzale Zenit, che dalla zona ovest. Gravi danni anche a Bibbione Pineta e nel porto Baseleghe. Acqua all'interno dei negozi e degli scantinati. Impegnati senza sosta i volontari della protezione civile nelle operazioni di svuotamento. A Eraclea la mareggiata ha eroso la spiaggia del Morto e praticamente cancellato la spiaggia davanti all'abitato, dove era appena stato ultimato il ripascimento, frutto del partenariato tra amministrazione comunale e privati. Il fiume Lemene in alcuni punti è tracimato, creando un rischio allagamento di tutti i territori compresi nei bacini di bonifica posti a nord della frazione di Ottava Presa, 2000 ettari a ovest di Caorle. A Caorle i danni maggiori li ha subiti la scogliera, con massi di dimensioni enormi spostati di decine di metri, minacciato anche il santuario della Madonna dell'Angelo. La spiaggia ha subito gravi danni. Tanta pioggia e forti raffiche di vento fino a 100 km all'ora ha fatto tracimare il Rio Interno all'ingresso della città. Danni anche a Rosolina e Isola Verde. Ormai palese che il problema della difesa delle coste e del ripascimento non è più una problematica della singola località o della singola associazione di categoria, ma deve essere affrontato in maniera organica e strutturale ad un livello più alto. Io mi auguro veramente che si riesca presto a creare una cabina di regia con il supporto, l'aiuto della Regione, che da questo punto di vista è sempre stata al nostro fianco. Dobbiamo avere la forza di andare a Roma e di portare delle istanze importanti proprio in questi giorni che si parla di legge di stabilità. Il Veneto, la prima regione turistica d'Italia, questo comparto deve avere delle risposte